E finalmente è arrivato il momento della presentazione del team più atteso, Ferrari, con la nuova SF21, monoposto che ha investito i gettoni al retrotreno, quindi nuovo cambio, nuova sospensione, ma tutta la parte aerodinamica è stata completamente rivisitata nelle aree dove si poteva avere un minimo di gioco in funzione delle restrizioni regolamentari della FIA. Proprio le pance sono state cambiate moltissimo, sono veramente simili a quelle della Mercedes e soprattutto dell'Aston Martin, molto basse proprio per andare a sfruttare l'effetto Coanda, richiamare i flussi, alimentare al meglio l'alettone posteriore. Un grande lavoro sul frontale della monoposto che è rimasto praticamente identico, muso largo, debito aerodinamico della passata stagione che di fatto in gran parte purtroppo rimarrà anche nel 2021, ma tutta una serie di accorgimenti aerodinamici hanno permesso di ottenere un miglioramento in termini di resistenza all'avanzamento e stiamo parlando proprio della sezione frontale che prevede all'inizio del muso un profilo aerodinamico decisamente più funzionale a migliorare la penetrazione aerodinamica. Il muso mantiene sempre la filosofia outwash,